della vostra presenza. Permettetemi di ringraziare soprattutto i nostri illustri relatori, il professore Salvatore Bottari e il dottore Luca Platania. E continua l'architetto, ormai mi sono fissata che lo chiamo architetto, il cancelliere celebre è di casa, quindi lo saluto affettuosamente. E continua questo nostro percorso di approfondimento sull'attività di Giuseppe Mazzini, su quella che è stata la sua opera, l'importanza che ha avuto come apostolo della patria, come colui che ha chiaramente in tempi non sospetti parlato di Europa, di europeismo. Stasera affronteremo Democrazia Mazzinianesima in Sicilia e settimana scorsa abbiamo inaugurato questa bellissima mostra e di questo ringrazio l'Associazione Italiana Mazziniana e il Comitato Messina 2011 che ci hanno permesso di averla fino al 12 giugno. So che molte scuole, molte classi, anche se siamo a fine anno scolastico e quindi capite bene che gli impegni sono tanti, verranno con i loro docenti a visitare la mostra che ci è stata illustrata in maniera magistrale dal cancelliere celebre che abbiamo inaugurato insieme al sindaco. Il sindaco purtroppo dovuto andare a Messina per un impegno improvviso avrebbe voluto essere qui e comunque vi porto il suo saluto e vi ringrazio per la vostra presenza. Passo la parola al cancelliere oppure al professore Bottari. Grazie per l'invito, ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio in particolare il professor Luigi Celebre per questo invito in questa atmosfera suggestiva. Questa mostra su Mazzini è una mostra, come sapete, itinerante che ha organizzato l'Associazione Mazziniana Italiana, che qua ha così bene allestito il professor Celebre, che è anche un'occasione per ripensare, proprio nel 150° anniversario dell'unità d'Italia, questo anno, questi festeggiamenti, queste celebrazioni che però devono essere anche un'occasione di riflessione, proprio per ripensare le radici della nostra comunità nazionale e in particolare il tema di oggi, il tema di cui mi è stato chiesto di discutere qua assieme all'amico e collega Luca Platania, è quello del democratismo, della democrazia e del mazzinianesimo in Sicilia. La democrazia e il mazzinianesimo in Sicilia sono un elemento di quella lotta politica che nell'età del Risorgimento, cioè nella prima metà dell'Ottocento fino al 1860, hanno un ruolo per veicolare sentimenti, per veicolare aspirazioni, per arrivare a che poi matureranno e daranno luogo al processo di unità nazionale. In particolare in questa relazione molto breve, non vi annoierò molto, durerà al massimo 20 minuti, io mi occupo di come la storiografia, di come cioè gli storici hanno interpretato queste cose. Viviamo dei momenti, viviamo in una società delle comunicazioni di massa, quindi molto spesso la storia ci viene raccontata non da professionisti, non da coloro che si occupano professionalmente di fare ricerca, di scrivere saggi, di scrivere libri professionalmente, ma ci viene a volte raccontata da giornalisti che non sempre hanno un adeguato approccio alle vicende perché non hanno fatto ricerca. Ci sono alcuni libri anche che hanno avuto un notevole successo commerciale, ma questo è il mio personale giudizio, sono piuttosto scadenti perché non hanno dietro una ricerca adeguata e quindi adoperano gli avvenimenti storici per farne un uso politico. Per carità, l'uso politico della storia è una cosa antica, si faceva anche nell'antica Grecia, quindi un po' accompagna, diciamo così, la storia come scienza e come disciplina di approfondimento, e tuttavia chi si occupa professionalmente di storia deve essere non solo onesto, ma deve utilizzare una serie di strumenti che portino ad un approccio più ponderato di quelle vicende. Andiamo subito al tema. Il recupero del giacobinismo
elemento che feconda la cultura politica democratica nella Sicilia ottocentesca è stata alla base di studi che negli ultimi 30 anni hanno arricchito il dibattito storiografico e contribuito a tornare su temi su cui pesava lo sferzante giudizio di Rosario Romeo. Rosario Romeo, molti di voi che sono addetti ai lavori lo conoscono, ma alcuni che non lo sono magari non lo conoscono, è stato il più grande storico italiano del Risorgimento della seconda metà dell'Ottocento. Era tra l'altro un siciliano di Giarre, insegnato a lungo a Messina, poi ha insegnato alla Sapienza di Roma, dove ha concluso la sua carriera accademica prematuramente è stato anche un uomo politico, perché poi è stato europarlamentare del Partito Repubblicano Italiano prima di Ugo La Malfa e poi di Giovanni Spadolini. Per Rosario Romeo il cosiddetto giacobinismo, cioè quell'esperienza politica che matura anche in Sicilia in seguito alle vicende della Rivoluzione francese, è colpevole di astrattezza ed è incline ad eccessi verbali e ad atteggiamenti faziosi che però mancano, questo in Sicilia, di vero spirito rivoluzionario. Però Romeo in realtà non disconosceva, cioè ammetteva che la spinta ideale dei giacobini siciliani e il ruolo che essi esercitarono come strumento di mobilitazione ideale della borghesia isolana e di vettore di accelerazione della sua formazione e dell'educazione politica era importante. Tuttavia, secondo Romeo, gli esiti non sono stati poi così rilevanti e non hanno prodotto elementi tali da incidere a fondo sulla realtà siciliana. Parliamo delle vicende precedenti al 1815, al congresso di Vienna. L'inadeguatezza dei democratici sarebbe stata confermata, secondo Romeo, dalle vicende successive all'insediamento del primo Parlamento costituzionale. Come voi sapete, la Sicilia durante il cosiddetto decennio inglese, quando cioè Ferdinando IV e Maria Carolina lasciano Napoli e si rifugiano a Palermo e vengono protetti dalla flotta inglese, perché la Sicilia è effettivamente un protettorato inglese, perché senza gli inglesi i francesi che si trovano ormai in tutto il mezzogiorno continentale sarebbero giunti anche in Sicilia, quindi lo stretto di Messina è una sorta di frontiera, appunto, non solo fra due diverse entità politiche, ma anche fra due diverse opzioni ideologiche e costituzionali. L'opzione ideologica, diciamo così, liberal moderata dell'Inghilterra e l'opzione ideologica democratica, rivoluzionaria più radicale, che è quella francese, di questo erede imperfetto, come viene chiamato dagli storici della rivoluzione francese, che è Napoleone Bonaparte. E tuttavia nel 1812 la Sicilia si dota di un suo strumento, di una sua Costituzione, perché così vuole Lord William Bentinck, che è il plenipotenziario inglese in Sicilia, impone alla monarchia e trova in una parte della nobiltà, non solo della nobiltà, quel consenso per arrivare a promulgare una Costituzione, una carta quindi fondamentale, in cui si conoscono almeno dei diritti e dei doveri dei cittadini, proprio perché i francesi e gli inglesi sono in guerra non solo nel Mediterraneo ma anche nel Mediterraneo, e Lord William Bentinck sa bene che bisogna proporre ai siciliani, per sostenerne lo spirito durante questa guerra, un'opzione politica diversa rispetto a quella dei francesi, perché se si propone solo la reazione allo status quo, allora i siciliani sicuramente guarderanno con favore alla Francia e non sosterranno gli inglesi e quindi la loro collaborazione con il Borbone. Si giunge alla Costituzione del 12, si arriva anche ad un Parlamento, si deve eleggere un Parlamento, ma questo primo Parlamento costituzionale si rivela piuttosto litigioso. Infatti i democratici prima ruppero con Castelnuovo, uno di questi nobili aristocratici costituzionali, il principe di Castelnuovo, e poi si allearono alla monarchia in funzione anti-inglese e anti-baronale, perdendo l'occasione storica di consolidare il neonato sistema liberale e parlamentare. Siamo ancora nel giudizio di Rosario. Tuttavia a Rosario Romeo non sfuggono i deficit dell'indagine storiografica sull'azione della democrazia in quegli anni, cioè negli anni
che vanno dal 1813 al 1815, gli ultimi anni della presenza inglese in Sicilia, gli ultimi anni in cui si ha una dialettica politica coperta appunto dalla Costituzione del 1812. I contributi importanti di John Rosselli, di Francesco Renner e di Enzo Sciacca dovevano ancora venire. C'erano delle ricerche, come ad esempio quella di Giuseppe Bianco, ma nel complesso erano delle ricerche inadeguate. Del tutto fuorviante risulta, dice di cui parla, la lettura che di questi avvenimenti diede uno storico messinese, Gino Minucci, ne parlavamo anzi con il professore Celli. Qual era la situazione in Sicilia? Facciamo ancora un passo indietro. Quindi, rivoluzione francese che scoppia nel 1789, dopo le vicende francesi del 1793, cosa intendo le vicende francesi del 1793? Nel 1793 si instaura il terrore, c'è il Comitato di Salute Pubblica presieduto come figura di spicco Robespierre, il microfono ancora più vicino, e forse io appoggio la strada. Dicevamo quindi il periodo del terrore e viene giustiziato Luigi XVI, è un avvenimento di portata eccezionale che fa il giro dell'Europa. Il regicidio è qualcosa che colpisce molto, colpisce anche la dinastia borbonica nel regno di Napoli e di Sicilia, come ancora si chiamava. Perché? Per tutta una serie di ragioni, non ultimo il fatto che Luigi XVI era anche il cognato di Ferdinando IV, perché Maria Carolina era la sorella di Maria Antonietta, tutte e due erano figlie di Maria Teresa d'Asburgo. E queste vicende fanno sì che l'iniziativa riformatrice che i Borboni avevano voluto in Sicilia e che in Sicilia aveva visto la presenza di due importanti, e l'opera di due importanti viceré, di Caracciolo prima e di Caramanico poi, viene ad essere prima depotenziata e poi frenata. Nel momento in cui nel 1795 muore Caramanico e si ha anche la congiura cosiddetta giacobina di Francesco Paolo di Blasi, ecco che la stagione di riforme è conclusa. È conclusa in Sicilia la stagione delle riforme e ormai il regno di Napoli e di Sicilia fanno causa comune con le potenze, le cosiddette coalizioni antifrancesi, che vedranno sempre in ciascuna delle tante coalizioni l'Inghilterra come perno principale. Si alterneranno le altre potenze, ma l'Inghilterra ci sarà sempre. Però questa alternativa francese per modernizzare la Sicilia non viene meno, si inabissa e con un fiume Carsio, ma riaffiorerà anche nel periodo successivo al congresso di Vienna. E proprio dopo il congresso di Vienna i democratici rientrano nel gioco politico, senza abbandonare l'antico riferimento ideale alla matrice istituzionale di stampo francese. È finito l'esperimento costituzionale, la Costituzione sostanzialmente viene ad essere abrogata dopo le vicende del congresso di Vienna, dopo che vengono varate nuove riforme sotto il profilo amministrativo da parte di Ferdinando I e lo stesso Ferdinando IV, ma adesso il re Ferdinando I perché è re di un nuovo regno che insiste nella stessa area territoriale. Siamo sempre nel mezzogiorno continentale in Sicilia, ma il nuovo regno si chiama Regno delle Due Sicilie. Ecco, Ferdinando I dal luogo ad un processo, tramite anche i suoi abili ministri, con luogo i medici, ad un processo di modernizzazione, ma è una modernizzazione guidata dall'altro, una modernizzazione con canali robusti che deve essere irreggimentata, non deve sfociare in pericolose spinte eversive. E così riesce anche ad attuare, ad avere un certo consenso in Sicilia, in particolare nella Sicilia orientale, in particolare a Messina, in particolare a Catania. Così quando nel 1820 scoppia la rivoluzione che parte da Nola e investe Napoli e dopo arriva anche in Sicilia, noi vediamo che la Sicilia si divide in due. O forse bisognerebbe dire Palermo e Agrigento danno luogo ad un'alternativa separatista, quindi non appoggiano il governo costituzionale che noi abbiamo ormai a Napoli con Ferdinando I, che si è arreso a concedere la Costituzione, e quindi abbiamo un governo costituzionale, mentre
tutte le città della Sicilia orientale, ma anche Trapani nella Sicilia occidentale, invece appoggiano il governo costituzionale. Quindi questo tentativo, che viene visto come separatistico, viene ad essere, si poggia su basi molto deboli, molto fragili. Che cos'è quindi questa insurrezione palermitana del 20? Se per Rosario Romeo, quella che avviene a Palermo nel 20, è soprattutto il colpo di coda delle più antiche forze della vecchia Sicilia, le maestranze palermitane, quindi gli artigiani di Palermo, che agivano per restaurare l'antico ordinamento di stampo feudale e i privilegi medievali che erano stati soppressi dalle riforme amministrative del quinquennio precedente. Per altri storici davano interpretazioni diverse. Ad esempio Salvatore Francesco Romano parlava di un'azione delle maestranze che veniva però strumentalizzata e piegata ai propri fini dall'aristocrazia palermitana. Ruggero Moscati dava credito alla tesi tradizionale secondo cui l'insurrezione palermitana del 1220 aveva avuto chiaramente almeno all'inizio una precisa direzione aristocratica. Ma al di là delle vicende del 20, che ruolo ebbe la Carboneria in Sicilia? Secondo Rosario Romeo, l'azione della Carboneria in Sicilia fu poco incisiva. Questo scrive nel suo Risorgimento in Sicilia, quest'opera fondamentale per la storia dell'Ottocento e del Risorgimento in Sicilia. Tuttavia, lo stesso Rosario Romeo, un lavoro successivo, era più disposto a valutare positivamente la funzione sotto il profilo dialettico della Carboneria, grazie alla vastissima alleanza, sto citando, che attraverso di essa si realizza per l'ultima volta nella storia del Mezzogiorno tra elementi della borghesia, dell'artigianato e persino delle masse contadine. E Rosario Romeo vede anche qualche incipiente aspirazione nazionale nelle tendenze democratiche nella tradizione cospirativa di questi anni. Andiamo agli anni 30, siamo gli anni in cui ci avviciniamo all'influsso del mazzinianesimo in Sicilia. Gli anni 30 vedono l'ascesa al trono del Regno delle Due Sicilie di Ferdinando II, la sostituzione alla luogotenenza della Sicilia del marchese delle Favare, il suo posto viene preso da Leopoldo di Borbone, conte di Siracusa. Il marchese delle Favare era un uomo, Pietro Ugo, marchese delle Favare era un uomo molto dispotico e che comunque aveva instaurato in Sicilia un regime molto guerriglicoso e molto poliziesco, e questo crea in Sicilia, questa nuova area all'inizio degli anni 30, la penetrazione dei grandi movimenti culturali italiani ed europei, a partire dal romanticismo, dalla poetica dello stesso Manzoni, e in maniera in realtà più tenue del mazzinianesimo, almeno negli anni 30. Vengono a crearsi tutta una serie di strutture di decentramento amministrativo, dall'istituto di incoraggiamento alla direzione centrale di statistica, alle società economiche provinciali. Sono degli spazi per cui la democrazia trova in questi spazi, appunto intellettuali, la borghesia di provincia, delle strutture in cui può operare e può quindi dare un proprio contributo per la modernizzazione delle isole e delle proprie città. Al rinnovamento della cultura isolana contribuiva a partire dalla metà degli anni 30 la penetrazione del mazzinianesimo. Le idee mazziniane non ebbero subito una rapida diffusione, però, come già ha documentato una grande studiosa di Mazzini, Emilia Morelli, in dissenso dallo studio di un altro storico siciliano, Alfonso Sansone, che 60 anni prima, nel 1890, invece aveva dato maggior ruolo alla penetrazione del mazzinianesimo negli anni 30. E su che cosa basa il ragionamento di Morelli? Leggere l'Istolario di Mazzini. E Mazzini così scrive nel 1837. Come voi sapete, nel 1837 noi abbiamo in molta parte della Sicilia, non a Messina ad esempio, ma soprattutto a Siracusa e a Catania, che assumono un po' la leadership di questi eventi, noi abbiamo i moti che vengono in seguito al colera, una diffusione di colera, e il colera si diffonde da prima nel Mezzogiorno continentale, poi arriva a Palermo, e da Palermo poi arriva anche nella Sicilia orientale. Ecco che tutta una serie di cospiratori, Matrice Carbonara soprattutto, ma anche di altra matrice,
lanciano la parola d'ordine che il colere è stato voluto dai borbonici, e quindi questo porta loro il consenso di una parte della cittadinanza. Quindi si creano delle municipalità rivoluzionarie, in particolare un ruolo centrale hanno quelle di Catania e di Siracusa. Cosa scrive in questo 1837 Giuseppe Mazzini? Ecco, cito: sento delle cose di Sicilia, ma prevedendone l'esito, vederne parlare sui giornali mi fa rabbia e dolore, perché questo far parlare ad ogni tanto di sé, poi dopo aver gridato l'indipendenza o morte, tornarsene a casa all'apparire di un reggimento svizzero, comincia a diventare soso. Fra tutte le cose che io temo è quella di non poter più stimare il mio paese, e per quanto io non confonda l'avvenire italiano con la generazione stolida, paurosa, egoista e ciarriera che vive ora, pur non vorrei mai sentir parlare di noi fino a quell'uno che, riuscendo no, mostrarsi almeno energia. E continua Mazzini: già dalla Sicilia io non mi aspettava grandi cose, perché il principio che ti muove non è italiano né veramente sociale, è un principio prettamente ed esclusivamente siciliano. Ora un'isola isolata non può stare, se cacciassero domani i napoletani si caccerebbero nelle braccia dell'Inghilterra o della Francia, meglio stiano così, quando grideranno Italia e libertà starò dalla loro. È abbastanza evidente quello che dice Mazzini. Guardate che da questi voti del 37, da questi voti contemporanei a quando scrive Mazzini, dice: io non mi aspetto niente di buono, perché si basano soprattutto sul principio indipendentistico. Indipendenza da Napoli, non come dicono i nostri borboni, così neoborbonici di oggi, che lo fanno davvero, non si sa se tuttero piangere per la loro grassa ignoranza, perché essere indipendentisti in Sicilia, un siciliano, o è indipendentista o è neoborbonico. Tutte e due cose non può essere, perché è come essere di destra e di sinistra contemporaneamente, non si può essere, o sei di destra o sei di sinistra. Perché? Perché l'indipendentismo siciliano nasce contro lo Stato borbonico, contro Napoli. Quindi quando noi troviamo anche in altri, purtroppo, lidi, diciamo così, della nostra regione, gente che parla di borbonico, sono pover'uomini sotto il profilo intellettuale, mi si lascia, diciamo così, mi si lascia passare l'espressione. Ma torniamo invece a cose più serie, torniamo a parlare di Mazzini, che sicuramente ha ben altra statura rispetto a qualche politicante dei giorni nostri. Dicevamo, quindi Mazzini ci dice questo: la Sicilia da sola in questo Mediterraneo non può stare, in questo Mediterraneo un ruolo centrale anche l'Inghilterra o Francia non può stare. Se si liberano di Napoli andranno nelle braccia dell'Inghilterra o della Francia. L'Inghilterra e la Francia avevano degli interessi, giocano un ruolo importante nella causa nazionale italiana. Ma del resto ancora oggi, che le grandi potenze fino a 20 anni fa, 25 anni fa avremmo detto gli Stati Uniti e la Russia, oggi essenzialmente gli Stati Uniti, ma anche la Cina, non giocano un ruolo importante nelle vicende che ci sono, che sono in Libia piuttosto che da un'altra parte. Questo è la storia, è sempre stato così. Ancora vediamo Mazzini. All'annuncio di questa rivoluzione in Sicilia, il mazziniano dopo, il mazziniano fervente, Nicola Fabrizi, propone a Mazzini di far sbarcare in Sicilia i cacciatori di Oporto. Nicola Fabrizi aveva partecipato a tutta una serie di modi di insurrezione nella penisola iberica con i cacciatori di Oporto. Ma Mazzini oppone un fermo diniego che mantiene ancora negli anni successivi, tanto che nel 1842 scriverà che Fabrizi si è messo in testa, cito da Mazzini, che la Sicilia deve essere terreno di iniziativa italiana. Differisco e credo che la Sicilia come terreno di diversione, dato in modo italiano, sia preziosa. La Sicilia si può fare una manovra diversiva in Sicilia, ma non si può fare di più. Come terreno di iniziativa è pericolosissima. Una insurrezione siciliana isolata sommerebbe a una carneficina con orrori dei napoletani e a dare la Sicilia al protettorato inglese. Quindi la Sicilia andrebbe agli inglesi in questo contesto. Solo nel 1847 l'assolutismo mazziniano si paga, perché Mazzini vede un maggiore diffondersi degli ideali unitari in Sicilia. Ancora prevalentemente la Sicilia fino al 48-49 è una Sicilia indipendentista, anche tra i democratici, è una Sicilia quindi che vuole l'indipendenza da Napoli. Però si diffonde anche, c'è la presenza, pensiamo anche a un democratico messinese come Pasquale Calvi già invece di fiorire in una coscienza nazionale d'Italia, Pasquale Calvi c'è. Ma Mazzini appunto nel 1847 individua questo elemento nuovo e
dice, lo cito, che la Sicilia s'affratella sempre più al principio unitario. Di lì a poco però il fallimento del mondo messinese del 1 settembre 1847 gli riserverà una sgradita sorpresa, sia perché le altre città siciliane non hanno seguito l'esempio di Messina, sia perché gli stessi messinesi non hanno tenuto un linguaggio italiano esplicito, cioè non hanno fatto dell'unità d'Italia la propria bandiera durante questo modo. Nonostante alcune differenze iniziali, Mazzini reagisce con entusiasmo alla risoluzione del 1848-49 e nei primi 2 mesi del 49, badate, Mazzini ancora non si trova a Roma, si trova in Toscana, dove ha tutta una serie, fra l'altro, di rapporti non sempre sereni con i democratici della Toscana, con Razzi appunto. Ecco, lui invece si dà da fare, Mazzini, proprio per far accorrere soccorsi ai repubblicani in Sicilia. Dopodiché, lo sapete, Mazzini viene eletto, prima ancora di trovarsi a Roma, viene eletto appunto deputato a Roma e fa parte del triumvirato, anzi la personalità emergente del triumvirato che governa la città di Roma. E ovviamente il suo interesse per la Sicilia viene ad essere dissolto da questa sua nuova avventura politica. La storia politica della Sicilia nel decennio successivo, negli anni 50, quello che viene chiamato il decennio di preparazione, è soprattutto la storia dei suoi esuli a Malta, in Liguria, a Londra, in Belgio, a Torino. Sono tutti coinvolti nei tentativi insurrezionali degli anni 50. Le vicende del biennio 1848-49 fondarono, come ha ribadito ancora di recente Giuseppe Giarrizzo, il mito della Sicilia che si fonda nel terrore dei moderati e nelle speranze dei democratici. Dalla riflessione politica e dal dibattito che seguiva queste vicende, i democratici però approdavano alla consapevolezza di superare il sicilianismo. Ecco, dopo le vicende del 48-49, i democratici, che fino a quel momento avevano guardato alla patria siciliana per affrancarsi da Napoli, con buona pace dei neoborboni, cominciando dal nostro esimio presidente della regione, perché era questa la cosa, adesso guardano alla patria italiana. Quindi i democratici si spostano verso, dicono no, la soluzione al problema politico è costruire l'Italia. Emerge dunque un ceto politico che ha come obiettivo l'unità nazionale e che assume in larga misura un indirizzo monarchico. E questo però è anche una diaspora mazzinianese, una diaspora che via via, man mano che ci addentriamo negli anni 50, vede tutta una serie di personaggi che avevano aderito all'offerta politica, alla prospettiva di Mazzini, ad avvicinarsi su posizioni sempre democratiche, ma vedere che l'unità d'Italia si può fare. Lo stesso Garibaldi, del resto, è l'emblema più illustre da questo punto di vista, si può fare solo con, dal loro punto di vista, solo con la monarchia, in particolare con la monarchia di Savoia, che, ricordate, il Piemonte è l'unico Stato che non ha abolito la Costituzione, mentre il Papa l'aveva ritirata, la Toscana era stata ritirata, Ferdinando II l'aveva ritirata, no. Quindi là c'era stato spazio. E diciamoci anche la verità, il Piemonte San Paolo, che fino agli anni 40 non è che avesse brillato sotto il profilo della modernizzazione sociopolitica del proprio Stato, con Cavour, il moderato, ma prende un'altra piega. Cavour è un moderato, ma è anche un modernizzatore della società, dell'economia e anche della politica. E quindi là molti degli esuli, molti dei patrioti che hanno combattuto in Sicilia o altrove si trovano proprio in Piemonte. Secondo Rosario Romeo, in ciò era il merito principale dei democratici, cioè essi avevano intrecciato contatti più larghi col movimento democratico nazionale e il filone mazziniano in Sicilia aveva prevalso sul provinciale e vecchio democratismo locale. Per questa via essi giunsero per primi all'ideale di deciso unitarismo. Il movimento democratico, per Rosario Romeo, aveva dunque una funzione dialettica nei confronti del percorso politico dei liberali moderati. Questa ragione ne fondava e giustificava il ruolo storico. È un giudizio molto netto quello di Romeo, forse su alcuni punti, fu più di un punto a mio avviso, tutto il rispetto ovviamente che si deve a questo grande storico, può oggi considerarsi in parte superato, perché ebbe un ruolo più incisivo. Invece Romeo dava ai democratici, a mio avviso, un ruolo soprattutto dialettico. Ha colto almeno in parte nel segno una storica
britannica Lucy Ryan nell'imputare all'autorevolezza di Romeo, anche all'autorevolezza di Romeo, la carezza che riceve sui democratici. Di certo il libro di Romeo irrompeva con una forza notevole nel dibattito storiografico e sotto il profilo euristico, sotto il profilo interpretativo, acquisiva una primazia che probabilmente ha influito nel distogliere alcuni storici da ulteriori verifiche e approfondimenti anche sui punti più controversi. Non di meno, sul ruolo dei democratici già negli anni 50 del secolo scorso, le questioni poste dai lavori di Francesco Brancato, di Paolo Alatri e di Gino Cerrito, sia pure relativi al periodo postunitario, rendevano problematico il sentiero tracciato da Romeo. Nel decennio seguente, cioè negli anni 60 del Novecento, si sviluppava proprio una polemica tra Rosario Romeo e Giarrizzo, amici di adolescenza, diciamo così, uno nativo di Riposto e l'altro nativo di Giarre, tutti e due che hanno avuto esperienza all'Istituto Croce di Napoli, non solo due colleghi ma due amici, però entrano in polemica proprio perché Giuseppe Giarrizzo, studiando un comune etneo, Biancavilla, traccia un profilo netto dei democratici della cittadina etnea e conferisce ai democratici un ruolo storico incisivo e non solo dialettico rispetto agli eventi del 1960. Sotto questo profilo il grande libro di Romeo, ma è un demerito o forse non è una qualità, è servito a lanciare una sfida ed a porre l'asticella più in alto. Giarrizzo, Renda, Sciacca, Francesco e Giachello hanno dovuto elaborare proposte complesse per superare l'inciampo, giacché particolarmente severo era stato il giudizio di Romeo soprattutto sul democratismo siciliano prima di Giuseppe Mazzini. Ed anche sugli anni posteriori all'Unità d'Italia, su cui ha richiamato l'attenzione ancora Giuseppe Giarrizzo, sono tornati utilmente, configurando un percorso che necessariamente ingloba il ruolo dei democratici negli anni prioritari e modifica il sentiero delineato da Romeo, sia Tonino Recupero che la stessa Raia. Lo stesso Romeo, tra l'altro, pur non tornando con un lavoro organico sulla vicenda siciliana, si dimostrava però aperto ad alcune acquisizioni maturate nella storiografia successiva. Meno giustificata è la critica che la Raia ha mossa a Romeo sullo scarso rilievo conferito alle istanze autonomistiche. Romeo scrive questo suo libro, Risorgimento in Sicilia, nell'immediato secondo dopoguerra. Viene pubblicato prima a puntate su un periodico, dopodiché esce in volume nel 1950. Sono gli anni del separatismo, del movimento per l'indipendenza della Sicilia di Lucio Tasca Portonaro e di Andrea Finocchiara Brigata, per intenderci. E il libro di Romeo entrò fortemente contro questa atmosfera culturale. Ma questa critica della Raia, a mio avviso, è ingiustificata, appare forzata poiché Romeo ha dato conto della presenza dell'autonomismo nella cultura politica siciliana nell'età del Risorgimento. Ne parla Romeo, basta leggerlo e si vede che ne parla. Certo, egli era alieno dal giustificare quel rivendicazionismo riparazionista che innervava il dibattito pubblico nel momento in cui scriveva e pubblicava il suo grande libro. Non si trattava solo delle querule pretese degli indipendentisti di Andrea Finocchiara Aprile e di Lucio Tasca Portonaro, ma di un discorso pubblico che nella sua versione autonomistica era condiviso dai principali partiti politici italiani, con l'eccezione dei socialisti. Come oggi tutti parlano di federalismo, allora tutti parlavano di autonomia e via dicendo dei partiti. Lui non indulgeva in questo tipo di chiacchiere, diciamo Romeo. Indicativa che la vicenda della storia della Sicilia post-unificazione, un libro che viene pubblicato immediatamente negli anni 50 e nei primi anni 50, di cui sono autori Francesco Brancati, Salvatore Francesco Romano e Giovanni Raffiotta. Una pubblicazione fortemente voluta da un leader democristiano autonomista di livello, sicuramente non come questi che ci governano oggi, che è Enrico La Loggia. Quel leader democristiano che più si era speso perché l'isola di Nisse regione a statuto speciale. Ma la debolezza di questo libro era in luce, era in sé, infatti un libro che poi non storiograficamente non ha avuto seguito, non lo citiamo da nessuna parte. Peraltro questo tipo di pubblicazioni ha una salarialità ricorrente dovuta, come ha lucidamente evidenziato Salvatore Lupo, non solo alla vischiosità di una tradizione stereotica, ma anche all'influenza della regione nella quale, cito Salvatore Lupo, il sicilianismo post-bellico ha trovato il suo fulcro istituzionale e il suo ente legittimato. Sotto il profilo dell'impatto storiografico, tuttavia, le ricerche sviluppate in quella direzione si sono, per così dire, esaurite per confusione. Il teleologismo e la banalità generale dell'approccio ermeneutico ha reso la pubblicistica che si è mossa, che si muove nella direzione appunto così separatistica autonomistica,
utile per la polemica politica, il libro di Pinapelli l'abbiamo visto, polemica politica di corto respiro, ne parliamo, trovate le chiacchiere, tra 6 mesi non se lo ricorderà nessuno, lo posso garantire, sono pronto ad accettare scommesse. E perché è inservibile sotto il profilo della conoscenza storica. Occorre invece tornare al punto con cui Usiraglia apre il suo libro. Perché nel XIX secolo fu così difficile governare la Sicilia? Che trova una migliore formulazione più avanti, quando la storia britannica ripropone il problema dell'incapacità dello Stato liberale di ricostruire un consenso politico in Sicilia. Da questo punto di vista la storiografia non ha mancato di rispondere. Il mito della Sicilia violenta che si consolidava dopo le vicende del 48-49 era spesso priorità sul coscienzo politico nazionale. D'altronde la crescita del ceto civile, e vado veramente a concludere, questo ceto civile che comincia a crescere a partire dagli anni 30 dell'Ottocento, crescita esemplificata nel libro di Giuseppe Gervizio su Biancavilla, ma che è suscettibile di riscontro in molte altre realtà dell'isola. Questa crescita aveva imposto un attore storico, una borghesia, quindi sempre più consapevole, che non solo lottava per impadronirsi delle terre dei municipi, ma che con l'unità d'Italia vedeva schiudersi un palcoscenico assai più vasto su cui indirizzare le proprie ambizioni. Seguendo questo percorso, la vittoria della sinistra nel 1876 a livello nazionale, ma che è anticipata in Sicilia nel 1874, la vicenda dei fasci dei lavoratori e lo stesso caso Crispi, che uno storico britannico a mio avviso, quasi con del tutto l'accordo di Giavizzo, ha frainteso, appaiono meno scuri se vediamo questa cosa. Quindi noi abbiamo una Sicilia che non vede imporsi sul serio dell'unità nazionale, ma nella seconda metà dell'Ottocento i più grandi uomini di Stato, da Francesco Crispi al Marchese di Rodini, sono siciliani. Il più grande scrittore della seconda metà dell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento era Manzoni Lombardo, la seconda metà dell'Ottocento il Baggio Fontanelli, lo può dire con maggiore autorevolezza, e Giovanni Verga. Quindi è un proscenio più ampio che si apre. Vittorio Emanuele Orlando, se vogliamo andare ancora più avanti negli anni, ci parliamo di prima del Novecento e Pirandello e via dicendo. Quindi vedete come in realtà le vicende sono molto più complesse rispetto ad una pubblicistica che purtroppo ci annoia e ci annoia in questi giorni. Grazie per la vostra attenzione.